dove il terremoto potrà avvenire e con che magnitudo anche potrebbe presentarsi. Nessun allarmismo quindi, soltanto calcolo di probabilità sulla base di dati storici e geologici presenti e passati, che inseriscono appunto anche l'area del Mantovano e del Veronese tra quelle a rischio. Qui, secondo le previsioni, un eventuale sisma potrebbe superare anche i 6 gradi sulla scala Richter. Da 5 anni quello studio gira, ma poco si è fatto in termini di prevenzione, che invece dovrebbe essere la prima applicazione reale della ricerca di camuffo. A partire dai palazzi storici, che sono i più vulnerabili, ai capannoni industriali ovviamente, ma anche alle protezioni civili, e prendere tutte le misure che sono necessarie per la sicurezza dei cittadini e per la conservazione del patrimonio culturale italiano. Il fronte sismico nelle prealpi venete, la dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti sull'eventualità prospettata dagli esperti di altre forti scosse. In questo scenario in piena crisi è necessario salvaguardare le persone insieme alle attività economiche. Il neopresidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Questo rende ancora più urgente il fatto di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, i capannoni, anche nel Veneto. C'è un'iniziativa di Confindustria a proposito? Una situazione che ci ha trovato decisamente impreparati. Le aziende vogliono ripartire, però vogliono ripartire in piena sicurezza e questa è la preoccupazione principale di tutti. D'ora in poi, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica visitando i luoghi del terremoto, la mentalità deve cambiare. Serve un piano nazionale contro il rischio sismico. Un costo, ma anche un investimento, può generare altro lavoro. Frattanto però occorreva un compromesso fra la necessità di ricominciare a produrre e quella di poterlo fare in condizioni accettabili di sicurezza. Per i capannoni in Emilia, la regione più colpita, la mediazione voluta con forza da Confindustria ha portato ad accertamento di stabilità temporaneo. Le imprese danneggiate ripartono se intelaiatura, rivestimenti, ripiani non sono solo appoggiati, ma fissati. La CGIL provinciale di Rovigo aveva sollecitato verifiche anche in Polesine dopo i crolli, i morti negli stabilimenti fra Modena e Ferrara. Ci sono offerte da tutte le parti d'Italia di capannoni, di strutture per consentire la ripartenza delle produzioni. Certo la situazione è molto complicata e dovremo valutare nei prossimi giorni cosa succede realmente.